50 anni di attività festeggiati da poco, una vita passata in bottega a Marghera, quella di Giorgio, in prima linea perché si deve fare i conti con la crisi e la concorrenza sleale. Ai nostri microfoni il suo sfogo, perché c'è chi se ne infischia delle regole e la passa liscia. È una cosa indecente dove aprono dei negozi che non sono capaci, non sono preparati e dopo vengono a fare, diciamo tra virgolette, le riparazioni da noi perché sono disperati. Ecco, questa è una cosa molto brutta, che mancano proprio i professionisti in giro nei saloni, insomma. Per un lavoro così serve esperienza e professionalità e bisogna soprattutto attenersi alle normative, un vero e proprio groviglio burocratico. Poche settimane fa la CGIA di Mestre ha lanciato una campagna per sensibilizzare i cittadini ad affidarsi a dei professionisti. Quelli che fanno a casa non ha importanza, è quelli che aprono il proprio negozio che non sono all'altezza e che non so come facciano ad aprire e avere le autorizzazioni dove noi siamo tartassati da 1000 controlli e loro aprono, non si sa come, ma purtroppo c'è. Sì, i prezzi dei cinesi, c'è la concorrenza, per forza c'è la concorrenza, perché se non pagano le tasse, non sono in regola, ci stanno dentro per forza, lavorano da mattina alla sera, giorno e notte, hanno anche il letto, la mangiano là, insomma questo non è un lavorare, non è una cosa seria, insomma, ecco. E poi c'è il problema sicurezza con i malviventi sempre pronti a colpire. Purtroppo anche qua da noi hanno tentato di sforzare la porta 2 o 3 volte, siamo in vetrina davanti ad un imbocco dell'autostrada, ma questo non hanno paura neanche di questo, hanno tentato e la serratura ha tenuto, insomma, ha provocato danni alla serratura e basta, per fortuna. Giorgio non si fa scoraggiare, continuerà ad alzare la saracinesca ma chiede maggiore attenzione alle problematiche della categoria da parte delle istituzioni.